Mi spogliava, mi pesava e se vedeva che c'era 50 grammi, un etto in più, mi picchiava. Questa è la testimonianza dell'artista Wendy Muraro, che colpisce come un pugno allo stomaco. Una donna su 3 ha subito almeno un episodio di violenza fisica o psicologica, fino ad arrivare al gesto estremo, il femminicidio, 100 all'anno di media in Italia, 77 finora. Nel 2025, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Padova protagonisti gli studenti di varie scuole che si sono ritrovati all'Istituto Tecnico Marconi per testimonianze, riflessioni e uno spettacolo. Petali e spine, il mondo della scuola può fare molto. Mettersi a disposizione e sostenere tutte queste iniziative, anche dei centri antiviolenza. Insomma, noi con tutte le scuole naturalmente ci mettiamo a disposizione per questi percorsi di riflessione, insomma, di approfondimento. Tutto in una sola parola: ascoltarli. È l'unica vera cosa di cui hanno bisogno, essere visti nel vero senso della parola, essere riconosciuti come portatori di interesse, portatori di esigenze e anche portatori di grandissima umanità. Nel mondo dei giovani qualcosa sta cambiando, è questa la sensazione che viene dagli stessi studenti che dopo la tragedia di Giulia hanno acquisito maturità e consapevolezza, un impegno concretizzato ad esempio nello spettacolo in scena al Marconi. No, dai, non è caso. No, decido io che tu non ne sei capace, andiamo. Sento che si sta cambiando, c'è proprio un cambio di mentalità, proprio generazionale, dove la donna non viene più ritenuta come un oggetto, ma viene ritenuta una persona, una compagna. Secondo me dobbiamo continuare su questa strada ed è l'unica strada che dobbiamo continuare a percorrere. E volevamo denunciare le varie situazioni in cui si crea questa violenza e speriamo che sia un messaggio che porti insomma un po' di aiuto alle donne.